Altre 3 persone colpite da norovirus. Sale così a 15 il bilancio degli intossicati da alghe da sushi mangiate in 2 ristoranti tra Castelfranco e Conegliano. Il bollettino medico dunque si allarga a causa della gastroenterite acuta ed infettiva che provoca diarrea e vomito. Visto che la situazione potrebbe ancora evolvere, l'azienda sanitaria ha già allertato l'Istituto Superiore di Sanità, mentre sarà la Regione a notificare la casistica al Ministero della Salute. È la prima volta che il norovirus viene riscontrato in Italia all'interno di pacchetti di alghe congelate provenienti dalla Cina e importate da una ditta tedesca. A seguito dei controlli specifici fatti dall'azienda sanitaria, si è riscontrato che all'interno di una vaschetta ancora sigillata e che conteneva le alghe contaminate. Gli esperti ritengono che la contaminazione sia dovuta all'acqua inquinata in cui sono state coltivate le erbe e non in fase di trasformazione del prodotto o per una cattiva conservazione. L'importatore tedesco, fanno sapere i virologi, è stato già informato e ha iniziato il ritiro volontario del lotto avvisando i ristoranti. Da parte dell'azienda sanitaria trevigiana invece proseguono i controlli nei locali orientali.